Era in aula Franco Battaglia, il 78enne accusato di aver ucciso Anica Panfili, la mamma rumena trovata morta il 21 maggio 2023 in un'ansa del Piave a Spresiano. Accompagnato dagli agenti di polizia penitenziaria ha seguito la prima udienza di un processo che è iniziato con l'istanza presentata dal suo legale che potrebbe mettere a rischio l'intero processo, la richiesta di nullità dell'esame autoptico. Quindi che cosa accadrebbe? Accadrebbe che l'autopsia non potrebbe far parte più del fascicolo processuale e quindi molto banalmente non avremmo più una causa certa di morte. Insomma, se gli esiti non fossero acquisibili, si smonterebbe l'intero castello probatorio della procura che si fonda su quello che sarebbe emerso dall'autopsia, ovvero che Anica Panfili fu uccisa. I giudici per il momento l'hanno ritenuta valida in attesa del giudizio della Suprema Corte alla quale l'avvocato Crea si è rivolto, ma questa è una spada di Damocle. La Corte d'Assise ha adottato una ordinanza che definisco interlocutoria, nel senso che al momento non ha accolto l'eccezione di nullità, ma ha sottolineato più volte nell'ordinanza che allo Stato non la accoglie, quindi ha lasciato aperto, a mio giudizio, la possibilità nel corso dell'istruttoria dibattimentale di verificare nuovamente la fondatezza dell'eccezione di nullità. Non solo, ma è stato escluso come parte civile il compagno di Anica, Luigino De Biasi, che oggi ha preferito non essere presente in aula, ancora troppa rabbia, ci ha spiegato il suo avvocato. Il tribunale ha ritenuto che non ci fossero motivi sufficienti per ritenere che il signor Luigino De Biasi possa essere considerato una parte civile all'interno del procedimento, per cui siamo stati esclusi. Adesso quali saranno i vostri prossimi passi? Adesso col signor Luigino vedremo cosa fare, probabilmente prenderemo in considerazione di agire anche in sede civile. La prossima udienza è stata fissata per il 20 gennaio, la sentenza potrebbe arrivare a maggio del 2025.